Hotel Excelsior del Lido di Venezia verso il ritorno ai fasti d'oro che hanno caratterizzato la sua centenaria storia. Questo è l'obiettivo di Raffaele Costa, veneziano trapiantato a Londra, pronto ad investire 110 milioni di euro per l'acquisto e il rilancio della struttura ora di proprietà di Est Capital. Molte le indiscrezioni sulle sorti dell'hotel circolate negli ultimi tempi, ma la proposta che potrebbe andare a buon fine già nel mese di marzo sembra essere proprio quella di Costa, il fondatore e amministratore delegato della finanziaria londinese Tindaris, che intende investire 60 milioni di euro per rilevare la struttura alberghiera ed altri 50 per effettuare un restauro che le ridoni lo stile e il prestigio che la caratterizzò fin dall'inaugurazione nel 1908. Un albergo che vide soggiornare nelle sue stanze personalità quali Winston Churchill, Aristotele Onassis e il duca di Windsor, nonché l'industriale Henry Ford e celebrità cinematografiche come Ava Gardner. Questo finché il prestigio non iniziò a scemare negli anni '80, quando l'Excelsior iniziò a passare di mano sino all'acquisto nel 2008 da parte di Est Capital, che lo inserì all'interno del progetto di riqualificazione del Lido. Progetto nel frattempo sfumato, ed ora la proposta della cordata guidata da Costa, che potrebbe riportare in mani veneziane il prestigioso albergo ed il cui piano industriale potrebbe incidere positivamente anche sull'occupazione dell'isola del Lido.